Un'edizione riveduta e corretta per via del Covid, ma sicuramente tanta intensità nei suoi contenuti, Presidente. Certo, chiaramente la manifestazione avrà il rispetto delle regole, quindi con numeri contingentati, in maniera tale da avere quelle norme rispettare quelle norme di sicurezza che ci impone non solo il decreto regionale entrato in vigore mercoledì scorso, ma anche il buon senso di cittadini che purtroppo dobbiamo convivere in questa situazione fino a quando non si troverà il vaccino che ci potrà dare una mano d'aiuto definitiva. Quindi sì, la manifestazione l'abbiamo voluta portare avanti a tutti i costi, anche perché per noi Sicilia in Bolle rappresenta assolutamente un modo come poter dare una continuità promozionale alle aziende del territorio siciliano, alle bollicine siciliane, che è un mercato soprattutto per quanto riguarda la produzione, è sicuramente un qualcosa che si sta consolidando e che sta dando dei risultati molto soddisfacenti alle aziende e anche a tutto il nostro territorio. Diciamo che quest'anno le novità sono innanzitutto, e ci fa piacere e ci dà orgoglio, la partecipazione del consorzio dell'Altalanga DOCG, che per la prima volta, anche sentendo parlare di Sicilia in Bolle, si è incuriosita un attimino e ha voluto essere presente, e infatti il presidente, il dottor Giulio Bava, presidente appunto del consorzio dell'Altalanga, ha voluto essere presente lui personalmente e condurrà insieme al presidente Camillo Privitera, al nostro presidente di AIS Sicilia, la degustazione, la masterclass appunto prevista per loro. L'altra novità per noi sicuramente interessante è stato il piacere di poter ospitare il concorso del miglior sommelier di Sicilia, che quest'anno è la prima volta che viene effettuato, la prima edizione, e quindi poterlo fare nell'ambito della nostra manifestazione sicuramente è un motivo anche di orgoglio per la delegazione di Agrigento. Per quanto riguarda l'alternativa purtroppo alla non possibilità di poter effettuare i banchi di assaggio, diciamo che i ragazzi e le ragazze della comunicazione hanno detto: ci proviamo a fare noi ad andare noi presso le aziende in maniera tale da tenere comunque il contatto con le aziende e dare quindi loro la possibilità di poter a casa loro ma presentare la novità dello spumante dell'anno come avrebbero fatto venendo ai banchi di assaggio di Sicilia in Bolle.